Oggi Val d'Ario è stata punto di incontro del mondo dell'agricoltura e del mondo della pesca. Sono giunti infatti i trattori provenienti da varie aree del Veneto e una rappresentanza dei pescatori di Porto Tolle per manifestare in modo pacifico nei confronti di alcune decisioni del governo italiano ed europeo che sembrano non appoggiare il Made in Italy a favore di prodotti provenienti dall'estero, lavorati, a quanto è stato detto, senza seguire le rigide norme messe in campo dall'Unione Europea nei suoi territori, ma in maniera più permissiva. Gli agricoltori hanno voluto sottolineare la discrepanza tra il prezzo di costo del prodotto nei campi e il prezzo a cui viene invece venduto, talmente basso da non rendere un giusto ricavo all'agricoltore. Si tratta del primo punto della proposta programmatica di riforme nel settore agricolo, da loro proposto, che rivendica una corretta determinazione del prezzo del costo di produzione. Da gennaio alcuni tra gli agricoltori presenti questa mattina stanno portando questa manifestazione pacifica tra le varie città venete, riuscendo a riunire quasi 1 migliaio di trattori a Padova, dove sono riusciti anche a parlare con il prefetto. Oggi in Val d'Ario i trattori erano circa una trentina, con l'arrivo di altri previsto lungo l'arco della giornata. I manifestanti chiedono inoltre che le accise sul carburante ad uso agricolo vengano sospese, in modo da ridurre l'incisione di tale spesa sul costo di produzione e poter essere più competitivi sul mercato. Altri punti sono contenuti all'interno della proposta programmatica di riforme. Questi, oltre alla moratoria di debiti fiscali e bancari, sono quelli di maggior rilievo. Il coinvolgimento dalla manifestazione non sembra aver fatto accoliti tra agricoltori e pescatori chioggiotti, almeno durante la mattinata. Il meteo non era tra i migliori e lo scarso preavviso hanno fatto sì che neanche i pescatori del Polesine siano potuti accorrere in massa. Per organizzare bus in modo da portare una delegazione cospicua serviva infatti qualche giorno in più rispetto al preavviso lanciato dal volantino, ma la poca affluenza ha deluso qualcuno tra gli agricoltori che stoicamente hanno preso parte a tutte le manifestazioni pacifiche che si sono tenute fino ad ora e che sono costate soldi, tempo e anche mal di fegato. I cereali esteri adesso fanno un giro strano, affermano, in modo che in Italia possa giungere grano coltivato senza il rispetto delle rigide norme europee e nazionali che vietano l'uso di alcuni prodotti nelle coltivazioni. Sappiamo cosa usiamo nelle nostre coltivazioni, hanno detto, ma finiremo col trovarci nei piatti chissà cosa. Dov'è la tutela del Made in Italy? La manifestazione autorizzata ha visto un importante dispiegamento di forze, presenti infatti la Digos, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.